Ci sono tantissimi leoni di San Marco che devono essere recuperati, riportati in vita e sistemati e manutentati. Questa legge non solo è una previsione di ripristino del nostro patrimonio culturale che abbiamo in Veneto, a Venezia specialmente, e quindi anche il simbolo del nostro leone di San Marco, ma anche propone anche di portare alla luce nuovi leoni di San Marco dove non erano presenti prima, per esempio in luoghi particolarmente significativi delle comunità, per esempio in alcuni municipi, come è già stato fatto nel recente passato. È una legge importantissima anche perché prevede il ripristino. Qui a Venezia ci sono soprattutto due leoni che a mio modesto avviso andrebbero ripristinati. Il primo è quello sul Palazzo Ducale nella facciata verso il bacino di San Marco, il secondo è quello nel portale della Basilica della Salute. Quindi auspico che attraverso anche questa legge ci sia possibilità di ripristinare il profondo significato del leone di San Marco. Ecco, magari per i profani, cosa si intende ripristinare? Si intende ricollocare proprio dove era il leone prima dell'arrivo dei francesi che nel 1797 distrussero la quasi totalità dei leoni di San Marco. Il leone di San Marco viene valorizzato con questa iniziativa, tanto a livello del Veneto, ma ha ripercussioni anche fuori del nostro territorio. Ricorda quella grossa immigrazione che è stata quella dei Veneti in giro per il mondo, che con tante iniziative anche loro hanno fatto dei monumenti di San Marco per ricordare le proprie origini. Ho ricordato una bella iniziativa come quella del Rio Grande do Sul, nello stato più al sud del Brasile, dove varie comunità, vari sindaci, insieme ai rappresentanti dell'Associazione Venete, hanno portato avanti questa bellissima idea di avere il leone di San Marco nelle loro piazze. L'Associazione Veneti nel mondo ha collaborato fortemente a questa iniziativa e dimostra come il leone di San Marco è vivo non solo in Veneto ma anche oltreoceano.